Tensioni a bordo della nave quarantena Allegra che si trova ormeggiata presso il porto di Porto Empedocle. Un gruppo di migranti infatti ha tentato la fuga della nave, qualcuno anche ha minacciato di buttarsi in mare dal ponte, qualcun altro si è aggrappato alle funi tentando di calarsi giù, ma c'è stato anche chi è riuscito ad arrivare perfino sulla banchina. Alcuni tunisini sono scappati e dopo una corsa acciuffati dai militari della Guardia di Finanza e riportati indietro. Un altro giovane si sarebbe gettato in acqua, anche lui è stato bloccato. Altri migranti hanno minacciato di buttarsi in mare dal ponte e un gruppetto si è aggrappato anche a delle funi tentando di calarsi giù. Dagli altoparlanti il personale della nave ha invitato più volte l'equipaggio a mantenersi a distanza dai migranti, alcuni dei quali positivi al Covid. Imponente è stato il servizio delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Al momento ci sono sulla nave parte dei migranti salvati dall'Asso 30, di cui 50 positivi al Covid, e nel frattempo è arrivata anche la nave Von Triton con 77 migranti e un cadavere a bordo. Intanto arrivano puntuali le lamentele del primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina, che continua le sue proteste in quanto i migranti arrivano sempre a Porto Empedocle. Ricordiamo che qualche mese fa il sindaco Carmina aveva chiesto per la sua città la possibilità di un porto franco per via dei disagi provocati dalle scelte fatte dal governo di farli sbarcare sempre a Porto Empedocle. Ma le lamentele arrivano anche da Fratelli d'Italia, partito rimasto solo all'opposizione parlamentare a Roma, per mezzo del suo rappresentante agrigentino Calogero Pisano, che nella sua qualità di commissario straordinario del partito della Meloni afferma: cambia il governo ma la musica è sempre la stessa. Continuano infatti senza soluzione di continuità gli arrivi di migliaia di migranti nella nostra provincia, nonostante i centri di accoglienza sono strapieni. Lampedusa e Porto Empedocle, per Calogero Pisano, sembrano essere diventati gli unici porti sicuri dell'intero Mediterraneo, con tutto ciò che ne deriva in termini di effetti deleteri sanitari ed economici, e tutto questo nel silenzio generale. Fratelli d'Italia, conclude Pisano, oggi è sostanzialmente rimasto l'unico baluardo a contrasto dell'immigrazione clandestina e del malaffare, che dietro tale fenomeno si nasconde, e chiedendo al Presidente del Consiglio Draghi l'attivazione di un blocco navale per fermare gli sbarchi e il traffico di esseri umani da parte degli scafisti e di organizzazioni criminali senza scrupoli.